avuto l'onore di occuparmi di questo aspetto, un aspetto molto, molto importante, che è quello della comunicazione visiva, cioè dell'identità visiva, non semplicemente di un simbolo fine a se stesso, ma di un simbolo che poi dovrà svolgere dei compiti molto importanti. Dovrà essere riprodotto in ogni forma, si deve poter ridurre, ingrandire, cucire, stampare da così piccolo su un bottone di una camicia a un'opera anche architettonica può nascere. Il lavoro che è nato intanto da uno studio molto approfondito sul linguaggio nuragico, quali erano i simboli, quali erano i segni, quale era la scrittura a quei tempi. Quindi la ricerca che è stata fatta in quella direzione. Abbiamo abbandonato i quattro mori che fanno parte della cultura spagnola, una cosa che non ci riguarda più, che comunque per quanto possano essere ancora oggi quattro mori molto sentiti da parte dei sardi, i sardi ce li hanno da tutte le parti questi quattro mori, però non ci riguardano. Quindi, esclusa quella strada, siamo andati a cercare quale poteva essere quel simbolo tra i tantissimi simboli che abbiamo in Sardegna che potesse svolgere questo ruolo. E quindi abbiamo capito subito che uno non poteva escludere l'altro, perché sono tutti importanti, sono tutti quanti potenzialmente utilizzabili. Quindi siamo andati a cercare, vi faccio vedere questa pubblicazione di Gigi Sanna. Gigi Sanna è uno, se non il più esperto in Sardegna che abbiamo, che ha scritto diverse pubblicazioni sul linguaggio dei simboli e della scrittura sarda. È veramente la persona più competente in materia. Io l'ho incontrato diverse volte, dove gli ho spiegato qual era l'obiettivo. Alla fine del discorso non ha potuto non dirmi che il segno prevalente in Sardegna è il toro. Il toro è quello che noi lo vediamo e non lo vediamo neanche. Ci sono luoghi dove c'è, non riusciamo a intravederlo subito, lo capiamo dopo. E così tanti simboli che ci sono in Sardegna, se vanno visti da un'altra prospettiva, cambiano completamente. Loro, i primi sardi, utilizzavano un sistema di scrittura con simboli e segni che nascondevano altri segni, crittografavano dei messaggi all'interno. E quindi io ho utilizzato quella strategia, sono andato a vedere quali erano le figure prevalenti di questi segni e ho scoperto che il triangolo e il cerchio erano assolutamente presenti in ogni direzione. Altra cosa, seguiva la numerologia, una numerologia sacra. Praticamente nei segni lasciati troviamo ricorrenti il 3, il 6, il 9 e il 12. E questi numeri io li ho utilizzati all'interno li ho usati proprio come un vincolo che dovevo utilizzare per costruire questo
questo lavoro. Infatti tutti i rapporti sono sempre 3, 6, 9, 12, da qualunque parte. Dopodiché si è, si è fatta un'analisi di tutti questi dati, di tutte queste informazioni della ricerca che abbiamo fatto e sono emersi proprio le strade da percorrere. Io non ho praticamente, io ho seguito quelle strade. Ci ho messo la mia parte, le mie competenze in materia, perché devi essere capace ad essere sintetico, devi sintetizzare un concetto molto ampio. Quindi quello sì, l'ho fatto io. Però mi hanno portato a questo lavoro i suggerimenti dati dalle tracce lasciate dai sapi, niente di più. Qui volevo passare adesso la palla alla mia amica Paoletta che ha... Grazie. E così facciamo girare queste tavole qui e posso illustrarvi meglio qual è stato il processo di... Intanto, se vuoi, Paola, qui c'hai anche la relazione. Esatto. Vabbè, ma devo Però andare vai. in libertà di... ma intanto devo dopo ringraziare a tutti che siamo noi e finalmente esibiti che è una cosa di questo che ho desiderato in tutta questa vita mia. E devo sempre studiare cose antiche della Sardegna e sono meda appassionata di questo. E fino al suo lavoro mio ho sempre imparato cose antiche della Sardegna. Quando è nasce questo desiderio da Roberto di condividere con noi questo lavoro, ma noi non ne ho fatto nulla, ho fatto tutto questo, e ho scelto che una cosa suggerire, eccetera. E questo che devo a più ponni, ma con suo sentito, è proprio questo che narra da Gigi Sanna. Gigi Sanna è uno studioso molto importante, questo libro Sardo a Grammata è una Bibbia. Ed è uno solo dei tanti. Ecco, questo studioso, questo che narra adesso, è prima di tutto che esiste una scrittura sarda. Poi, anche sempre in Auga non c'è una scrittura sarda, invece c'è. Ma non c'è, è una scrittura diversa da tutte scritture, poi i sardos antichi, iscrivono con i monumenti. È una scrittura, si narra da pittografica, e quindi si scrive non scetti con i sfueggi, non scetti con le immagini, non scetti con i logos, le cose pure, i soggetti che vianta, il manufatto che vianta, fuori da scrittura, ma con i monumenti pure. Quindi chi si scrive con i monumenti fuori da una scrittura deve dire d'esatto. E questa è una scrittura, un usinno deve dire d'esatto. Poi noi teniamo, e tanto narra Gigi Sanna, questa è una scrittura a rebus, quindi che a rebus tocca a comprendere, e noi siamo scelti all'inizio. Deu volla che noi arrenesceus a decifrare tutto il messaggio che sentivano, e quindi l'impegno nostro deve essere sicuro di andare nei logos e castiare e a tenere questa conoscenza. Poi che noi esti svelendo sia questo linguaggio antico. Ma torniamo a Susino, dando che noi lo osservavo, questo lavoro meraviglioso che ha fatto Roberto, è uno taurino, anda bene, no? Sudoro, suru, è uno simbolo però di me da civiltà, però che noi castiamo da questo punto di vista che questo è un linguaggio scritto a rebus con i monumenti, e noi ci teniamo, su puzzo sacro.
è l'unica civiltà di tutto il mondo che celebra la sacra come ti vede un oso. Non ci dà, cioè, con il pozzo sacro, architetture lunari. La falce di luna, quindi il taurino, le corna del toro, del suru, il scorro del suru, e poi sono raggi. Sono raggi esti desatto uno ricco di aici, consumato un mese come te. Poi Roberto ha posto s'acqua e poi ha posto i specie femminile e maschile, uomini e femmina. Ma non c'è tipo i uomini, maschi e femmina, poi prodotto i razza di questo mondo. E quindi è completo, come ha Roberto giustamente. Non c'è uno usinno che rappresenta da uno significa uscetti, ma medasa, tutto dentro di un unico usinno. Ognuno poi, basta da educazione, ma in sa semplicità di sua, tiene tutto il significato. Altro da non tengo denai, che mi pare che no. Penso la che fertilità, però anche il sole, non cosa. solo il cerchio è un cosa nuraghe tengono. visto dall'alto. Un'altra cosa da tengono. A Gigi Sanna narrada che tutto questo studio, insomma, poi questo chi dopo ne uso dotto un pari vai di Sadani Tiburo, quindi Sadea, e noi di Neus, una cultura di sa mamma, no, di sa madre. Oliana e gusto. Gigi Sanna narrada che questo linguaggio sadro è un linguaggio dedicato a Deus Yahweh. Però c'è un'altra studiosa che si narra da depositare Assolutamente. e che è Maria Gimbutas, che ha scritto questo libro intitolato Il linguaggio della Dea. Lei è una archeologa, linguista di tutto, lituana, che ha fatto diciamo uno studio approfonditissimo, ha studiato, non lo so, migliaia di reperti in Europa e dal Mediterraneo, insomma, ha fatto molti di questi in Sardegna. E lei dice che il toro è l'espressione della dea, delle acque primordiali, quindi molto prima del Dio c'era la dea, ma la dea non era una dea, era armonia, era una civiltà di pace come questa, come te questa che de più usunoso, fai che se uso vendi, de pace, de armonia, senza guerra, senza diversità, de culto, de religioni, de razza, de ogni cosa, culturali, se nulla. Tutto basata, scelti in questo usinno che Dudorranai de peuso ancora a scoprire veramente e si da pinnai. Grazie a tutti. Vi passo queste tavole qui per comprendere meglio il processo di lavorazione, da dove sono scadito de Sayara, su durrone de Donara, baronessa tirania, libera gente tua, in su mare un mura vera, salla un'edda sonan tutto un pare l'allera. Terra mia, festas de